Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio qui in mia compagnia. Oggi volevo riprendere e proseguire il discorso sul pendolino. La volta scorsa abbiamo visto come utilizzare il quadrante per le risposte sì-no, eventualmente forse. Oggi invece vi voglio insegnare ad utilizzare questo quadrante, che è il quadrante radiestesico per la ricerca della frequenza Bovis. In quali casi si usa questo quadrante? Può essere utilizzato veramente per gli usi più variegati. Ad esempio, se vogliamo fare un'indagine energetica sulle persone, sugli alimenti, addirittura sugli oggetti. Nel caso, ad esempio, di alimenti, questo circuito ci può aiutare a comprendere se l'alimento è o meno adatto per noi, nel senso che, come vedete, è una scala da 0 a 24.000 con tutte le misurazioni intermedie e sulla base del responso che ci darà il pendolino relativamente agli alimenti noi andremo a decidere insomma se alimentarci o meno con un particolare cibo. Dobbiamo tenere a mente in questo genere di valutazioni anche quelle che sono le vibrazioni dell'essere umano. Vale a dire che un corpo sano vibra mediamente fra i 6.500 e i 7.500 bovis. Questo significa che per mantenere un corpo in salute e non abbassare le vibrazioni del nostro organismo è necessario alimentarsi con cibi che rientrino quantomeno in questo range. È chiaro che scopriremo che i cibi hanno vibrazioni differenti. Per esempio il cibo crudo vibra decisamente in modo più elevato rispetto a un cibo cotto o particolarmente raffinato o lavorato. La frutta in particolare ha vibrazioni molto più alte rispetto anche solo alle verdure, che già appartengono a un range di vibrazioni considerate ottimali per il nostro organismo. Poi ci sono i prodotti raffinati che possono rasentare vibrazioni veramente scarse e chiaramente questo ci serve per capire che quando il nostro organismo entra a contatto con qualcosa di virtuoso, cioè che ha delle alte vibrazioni, il nostro organismo stesso viene innalzato e sicuramente a livello globale di salute ne trae giovamento. Quando invece, al contrario, con alimenti dalle vibrazioni scarse, il nostro corpo viene in un certo modo aggredito a livello occulto. Ora direi però di passare a un esempio pratico, più di uno in realtà. Ho preparato alcuni campioni proprio per giocare un po' con voi a questo tipo di indagini. Ho un dattero, una caramella a orsetto, una fettina di pane in cassetta e un mandarino. Ora vi mostro come utilizzare questo circuito per questo genere di sperimentazioni, così vi potrete divertire a casa a provare insomma più alimenti e decidere voi stessi cosa ingerire in modo consapevole. Allora, questo è il quadrante, l'ho messo in modo che voi lo possiate vedere bene. Qui c'è il mio pendolino, mi puntello col gomito come ho spiegato la volta scorsa e mi posiziono in corrispondenza del puntino nero. Per testare gli alimenti io ho due possibilità. La prima, partiamo con l'orsetto gommoso, e posizionarlo qui in corrispondenza del puntolino nero.
così che il pendolino, in sospensione proprio rispetto al mio testimone, in questo caso il mio testimone è l'orsetto gommoso, mi dirà poi alla mia domanda qual è la vibrazione di questo oggetto. Oppure la seconda possibilità è tenerlo nella mano libera e ovviamente sempre posizionare il pendolino in corrispondenza del puntolino nero. Ma adesso veniamo alla misurazione, ormai che ci siamo. Dunque io chiedo quanti bovis misura questo orsetto gommoso? Allora, come vedete, ha preso a oscillare in questo punto preciso e non si è più spostato. Ora per maggiore comodità ve lo evidenzio. Ecco, è tra i 3.000 e i 4.000 bovis, il che significa che è veramente scarsissimo a livello vibratorio, perché addirittura su questo quadrante, su questo circuito, sui 3.000 troviamo i raggi X, ai 4.000 siamo già nel range tra i 2.500 e i 5.000 delle patologie biologiche, geobiologiche anche, e dopo i 4.000 abbiamo il cancro, fino tra i 4 e i 5.000. Poi vi spiegherò che cosa significa esattamente. Il che ovviamente ci chiarisce che per la nostra salute questo genere di alimento è diciamo evitabile preferibilmente. E, come ho menzionato appunto una serie di malattie, cioè il cancro, poi qua viene riportata la tubercolosi. Questo perché è stato comprovato e verificato che ogni malanno ha una sua peculiare vibrazione, il che significa che se noi scendiamo al di sotto quella che è la radiazione media umana ideale, che come ho detto prima corrisponde ai 6.500 bovis circa, al di sotto appunto di questa soglia andiamo a incorrere in una serie di problematiche. Ciò non significa però che necessariamente quando troviamo una vibrazione così bassa, allora la persona matematicamente non sta bene a livello fisico. Potrebbe essere sottoposta a forti periodi di stress e in quel momento accusare il colpo anche proprio a livello energetico. Pertanto è una misurazione che nel tempo può variare, non è fissa. E poi vi spiegherò anche altre piccole cose, ma vediamo un altro alimento. Questa volta proviamo il dattero. Posiziono sempre in linea col circuito, metto il dattero nella mano libera, impugno il mio pendolino, mi puntello col gomito, mi posiziono sul pallino nero e chiedo quanti bovis vibra, per quanti bovis vibra il dattero che ho in mano. Come vedete si è posizionato qui, tra i 7.000 e gli 8.000 bovis, oserei dire dunque 7.500, che è il valore vibratorio ottimale. Dunque risponde da sé, il dattero è ok per il nostro organismo. Proviamo poi il pane in cassetta, classico pane che trovate al supermercato. Ne prelevo un pezzetto, questa volta faccio la prova mettendolo qui,
e domando: quanti bovis ha questo pane? Scusate, troppo bassa, si è... Ok, siamo qua. 5.000 scarsi, che se ricordate quello che ho detto precedentemente non è il massimo perché siamo sulle vibrazioni delle patologie importanti. Dunque anche questo è un alimento da consumare moderatamente. Infine facciamo l'ultimo test, il bravo mandarino. Ora vediamo un po' che cosa risulta. Ne prelevo uno spicchio per così fare questo test, eccolo. Questa volta lo metterò nel palmo della mano perché essendo umido mi può macchiare il quadrante, che tra l'altro tutti i quadranti e i circuiti possono essere plastificati. Una volta plastificati tendono a conservare correttamente l'inchiostro e comunque funzionare perfettamente, pertanto perché funzionino a tempo indeterminato, la cosa più saggia da fare è appunto plastificarli. Ma veniamo a noi, ecco qui il mandarino, mi puntello col gomito, stringo bene il pallino del mio pendolino e mi posiziono sul cerchietto nero e al solito chiedo quanto misura in bovis questo mandarino. E come vedrete, anzi ve lo mostro subito, oscilla a 10.000 bovis abbondanti. Dunque, miei cari amici, questo me lo mangio subito. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, continuate a casa voi, divertitevi a fare dei test, poi vi spiegherò anche come potenziare gli alimenti nel prossimo video e vi dirò anche altri usi di questo circuito, come già alla fine vi ho anticipato proprio iniziando il video. Vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così da non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie di tutto, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.